Il Centro Consumatori Italia è estremamente preoccupato dell'inserimento di norme nella legge di adeguamento delle normative nazionali ai regolamenti dell'Unione Europea. Tutto ciò è destinato a produrre effetti gravissimi rispetto alle normative di difesa per i prodotti alimentari nocivi per le persone, sia nella produzione che nella distribuzione. Infatti vengono depenalizzati e tradotti in sanzioni amministrative varie malefatte come la produzione di alimenti preparati e distribuiti in cattivo stato di conservazione, invasi da parassiti e in stato di alterazione con additivi chimici non autorizzati e tossici. Ne parliamo con il responsabile, il presidente per la Sicilia di Centro Consumatori Italia, Fabrizio Raso. Il governo con un colpo di mano ha inserito praticamente la depenalizzazione dei reati sulle frodi alimentari, il che è una cosa molto grave, perché praticamente una cosa del genere va a colpire la salubrità degli alimenti, in quanto non essendoci più sanzioni penali, diciamo che i furfanti la possono far franca più facilmente. Ma come mai queste norme in pieno Covid? Beh, questo non si capisce. Tra l'altro la norma dovrebbe già entrare in vigore con il 26 di marzo. Noi ci siamo appellati alle istituzioni tutte, al governo, al Parlamento, anche al Presidente della Regione, affinché questa norma venga bloccata, perché è un paradosso che contemporaneamente alla Camera dei Deputati e in Parlamento praticamente si parli di inasprimento delle norme penali per quanto riguarda le frodi alimentari, e il governo invece recepisce una direttiva di Bruxelles che invece depenalizza i reati di frode alimentare. E quindi cosa farete voi? Ma noi praticamente faremo ferro e fuoco, come suol dirsi, affinché questa cosa praticamente venga revocata, perché viene meno la tutela del consumatore per quanto riguarda il settore dell'alimentazione. E non solo, ma va a colpire anche quelle eccellenze che riguardano i prodotti agroalimentari siciliani e italiani, che naturalmente della qualità se ne fanno un vanto.